Eder. Mac. Pallister. Buongiorno a tutti. Con un'amica gestiamo un gruppo di cronaca nera nel quale supportiamo i familiari e gli amici di Liliana Resinovic e nel quale sono presenti gli stessi. Approfittiamo dei video di Eder per fare un appello a Claudio Sterpin, chiedendogli di non presenziare più al programma Quarto Grado. È un programma fazioso che difende il vedovo senza se e senza ma. Per 3 anni abbiamo gridato all'omicidio e loro hanno continuato a parlare di suicidio. Ora siamo qui per Claudio. Siamo stufi di vedere come viene trattato, come fosse lo scemo di turno, da tutti i presenti in studio. Claudio, non andare più. Lasciali nel loro brodo. Tu sei troppo signore per permettere un simile trattamento. Vorrei aggiungere una cosa che nulla ha a che vedere con l'appello, per quanto riguarda la Galleria Rossoni. Sono più di 2 anni che Eder ne ha parlato. Ora è diventato lo scoop di tutte le trasmissioni. Ridicoli! Detto questo, speriamo con tutto il cuore che Claudio accolga il nostro appello. Banda dei tenaci, non siete soli. Ora tocca alla magistratura lavorare. Noi siamo con voi e non siamo pochi. Non ci fermeremo finché non giungeremo alla verità. Grazie a Eder per lo spazio concessoci. Ho amato mio marito alla follia, ma lui ha un carattere, anzi un disturbo che porta a vivere malissimo le persone che gli sono vicine. Per quasi tutta la vita ho camminato sulle uova, ogni volta che entravo a casa, nel senso che bastava che spostassi una cosa in maniera sbagliata e poteva esserci una sua esplosione d'ira, che si fermava però alle parole e agli sguardi. Mio marito non mi ha mai toccato con un dito. Dopo che abbiamo avuto mia figlia, praticamente è stata l'ultima volta che siamo stati insieme. Per cui ad oggi sono 16 anni, 16, 17 anni e ne ho sofferto. Sono arrivata ad aprile dicendo: per me è troppo tardi. Lui mi ha ripetuto: ma non è mai troppo tardi. E invece questa volta è tardi. Non è una bella frase, ma in realtà io avevo incominciato ad avere dei sentimenti molto forti per la persona di Luis da Silva. Sporadicamente dall'ottobre 2022 il signor da Silva mi ha mandato qualche messaggio carino. A metà gennaio mi ha chiesto di vederci. Ci sono stati 2 o 3 rifiuti, alla fine ho detto sì e ci siamo incontrati. La terza volta che ci siamo incontrati c'è stato un bacio tra me e lui, esattamente il 4 febbraio 2023. Quel giorno ero già abbastanza presa. Sentivo che c'era dell'affetto profondo da parte sua. Aumentava ogni giorno, come per me. Non smentirò mai quanto ho amato quell'uomo. Per me è stato l'uomo che ho amato di più nella vita. E lui che cosa raccontava della sua situazione familiare, di Valeria, della compagna in Senegal? Allora, non mi ha mai parlato male di Valeria, solo diceva che parlava tantissimo, stava al telefono per ore, tanto che lui spesso aveva le cuffie in casa perché questa cosa era quasi insopportabile. In questo contesto lei frequentava comunque anche la casa di Luis, Valeria? Sì. Che rapporto aveva con Valeria in questo periodo? Allora, è vero che ci conosciamo da 25 anni, ma non è vero che eravamo amiche. Che ci fosse del buon vicinato, questo non c'è dubbio. Ma per i pochi minuti che mio marito mi lasciava stendere i panni prima di richiamarmi dentro, perché questa è un'altra prerogativa di Giuliano, dovevo concentrarmi sulla famiglia e nient'altro.
E quindi lei si sfogava un po' sulla sua situazione con Luis e Valeria? Sì, il mio stato d'animo traspariva, ero distrutta. E Valeria cosa diceva? Datti da fare perché queste persone non ti vogliono, stanno cercando di farti terra bruciata attorno e magari parole anche più colorite perché ha un linguaggio colorito lei. Mi ricordo che Valeria mi diceva: io che non dimostro mai affetto, quando ti vedo mi viene da abbracciarti, da coccolarti, e lo faceva. E io logicamente contraccambiavo con un po' di rigidità. Però si sentiva un po'... E beh, in colpa decisamente, quello sì, non lo posso negare, Io non le volevo male, ma le stavo facendo del male, questo è innegabile. Visto che la relazione stava andando avanti, ho pregato Luis diverse volte: prima che veniamo scoperti, parla con lei, perché prima o poi succederà. Abitiamo vicini, ci vede qualcuno. Mi ricordo bene una delle sue risposte: tu non sai cosa è in grado di fare lei. Lei è stata indagata per il delitto di favoreggiamento. Perché ha deciso di raccontare la verità? Dottore, io veramente sono arrivata al punto di avere paura, ma una paura folle per la mia vita e per quella di mia figlia. Sono arrivate minacce pesantissime dalla mia vicina di casa, e parlo di minacce pesanti, non l'attacco fisico di strapparmi i capelli o cose di questo genere, ma parole ben più gravi che mi ricordano tanto la mafia, tipo sciogliermi completamente nell'acido, sfregiarmi il viso così Luis non mi guarderà mai più, oppure prepararmi una bara di 1,70 m dove metterci dentro mia figlia, Bianca. Voglio che si arrivi alla verità, qualunque essa sia. È arrivato il risultato del DNA, non è il tuo. Davvero? Non è il tuo, per quello sono venuta oggi di persona per dirtelo. Non è il tuo, non è il tuo. Volevi che te lo dicevo per telefono? Perché io ieri lo sapevo. No! Però te lo volevo dire faccia a faccia. È arrivato il DNA, non è il tuo. Incredibile! Non è riuscita la a fare i pastrocchi, a mettere la tua roba addosso a lei. Non c'è riuscita. Il DNA non è il tuo. Io sto ringraziando lui, Dio. Ma perché te non guardi la televisione? Lo hanno detto dappertutto. Puoi anche piangere, puoi fare tutto quello che vuoi. Vuoi fare il verso del maiale? Il verso del gatto? Quello che vuoi. Dillo che ero un angelo. C'è una notizia bella e una brutta. Quella brutta la vuoi? Che non è comparabile. Non è che dice l'hanno comparato e non è suo. L'hanno comparato ma non riescono a isolarlo. Ora la procura deve dimostrare che te eri sulla scena del delitto. Hai un testimone oculare che ti dice che eri in casa, più un'altra cosa importante, anche se è riuscito, e poi massimo potranno dire che sei bugiardo. Hai mentito, eri andato a buttare l'immondizia, dopo hai saputo dell'omicidio e non volevi dire che eri uscito, perché avevi paura che ti davano la colpa a te per il fatto che sei nero. Però voglio dire, il fatto che tu alle 22:11 fossi in casa vuol dire che alle 22:13 non eri giù. Mi strucchi tutta. Comunque quel cacchio di DNA non è tuo. Non è compatibile con il tuo quel poco che hanno. Fai un sorriso di quelli come piacciono a me. Te non immagini? No, non immagino, però ho vissuto le stesse cose.
Certo, io sono libera, però io ho vissuto come te. Non ho acceso l'aria condizionata, non sono uscita. Sì, ma fra un po' poi sparisci da me. Comunque io voglio essere ottimista. Sarà la penultima volta che vengo qui. Entro a darti il vestito bello. L'ho scelto io. Ci vorrebbe un cappello, ma non lo trovo. Io però ho 2 domande che sono prese da riesame. Devi rispondere assolutamente. Quelle famose, le foto che tu dici, cancellale pure, tanto ce le ho io. Che sono tutte le foto di voi, dei video. Dove ce l'hai? In una chiavetta? Una chiavetta? Io non c'ho niente, ho cancellato tutto. Tutto. Tutto, deve sparire tutto. E i vestiti, adesso ti dico una cosa, se per caso non voglio neanche vederli, se per caso tu sai che nel tuo armadio c'è un vestito, un pantalone, una maglia, una camicia... Non credo, io ho buttato tutto quello che mi hai regalato. Ma te pensi che quando torni lei non cerca di ricontattarti di nuovo? Io le do uno schiaffo che mi portano qua. No, non gli devi dare niente. Gli devi dire in faccia: non mi cercare mai più. Punto. Vergognati. Piange tutti i giorni perché te non gli hai detto del figlio che l'hai tradita. Che si sente profondamente tradita. Che gli devo dire tutto? Lei era la donna della tua vita, non gliel'hai detto? Che piange tutti i giorni, Luis. Ho spiegato, questo era un segreto tra me e mia moglie. Posso abbracciare, uomo innocente? Se anche eri te quello nella foto, non vuol dire che 4 minuti prima eri di sotto ad ammazzare Pierina, no? Sì, ma il materiale viene dalla stronza, di continuo. Adesso ha detto che te avevi l'abitudine di uscire a qualunque ora quando io dormivo, che andavi fuori, facevi quel cacchio che volevi. Entravi, uscivi e io non mi accorgevo mai di niente, quindi anche quella sera puoi essere uscito. Io non mi sono accorta di niente. Ha detto che spesso mi mettevi le cose per dormire nel tè. Dopo io mi addormentavo e così te potevi andare di sotto con lei. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.